Forza Italia prende le distanze dall'ex assessore Maurizio Croce, coinvolto in una indagine sulla corruzione relativa ad appalti del dissesto idrogeologico a Messina collegati a presunte prebende in campagna elettorale e lo sospende momentaneamente dal partito. Il coordinatore regionale Marcello Caruso afferma: sono assolutamente fiducioso e rispettoso del lavoro svolto dalla magistratura, che è soltanto all'inizio del proprio iter, così come auspico che la vicenda possa essere al più presto risolta e che il consigliere Croce possa chiarire la propria posizione. E poi aggiunge: a conferma del nostro impegno costante per la trasparenza e la legalità e allo stesso tempo per sottolineare la posizione chiara e inequivocabile di Forza Italia nel pretendere che sia fatta chiarezza in tempi brevi.